Raga, prima di cominciare volevo dirvi che se vorreste un altro video simile sul canale, proviamo a raggiungere almeno i 700 mi piace. Quindi se volete la prossima chiamata con Nico Pandetta, proverò a farla con Nico Pandetta, raggiungiamo qua sotto almeno 700 like. Commentate e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, guardatelo tutto e poi commentate. E soprattutto seguitemi su Instagram perché abbiamo superato i 5000 followers e io vi ringrazio. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi nemmeno un video. Quindi vi lascio il video, buona visione, spero vi piaccia. Un bacio. Fammi chiamare Daniele, fammi vedere che vuole fare questo video. Boh, non ho capito. Prima dice le cose, poi mi fa passare pure per bugiardo. Io guarda, boh, non lo so. Pronto Daniele? Mamma, oh, ti è morto un cane. Mamma che tristezza, che è successo? Daniele, ti ho chiamato nel momento sbagliato. Che è successo? Dimmi. Tu quando dormi in sera, quando poi stai sola. Daniele, questa sarà la seconda volta in un anno, se non di più, che ti telefono. Quale tormento la sera? Che dici? Ma perché mi cerca ancora? Perché ti devo chiedere una cosa. Ti ricordi che tipo un mesetto, 2 mesetti fa mi avevi scritto su Instagram che avremmo fatto una parodia insieme oppure un video dove io ti facevo delle domande e tu mi rispondevi? Tu qualche mese fa mi avevi detto sta cosa e avevo messo anche lo screen in un video. E praticamente dopo che mi hai detto sta cosa, mo tutti quanti vogliono che facciamo sto video insieme perché sto facendo la figura ruscemo, capito? Cioè non mi puoi dire le cose prima e poi non le facciamo. Quindi volevo sapere quando potevamo fare questo video insieme. Dimmi dove sei. Daniele, sto a casa, dove voglio sta? Sto a casa. Non mentirmi ancora. Ma chi ti sta mentendo? Ma cioè vuoi una foto? Ma già favo selfie come a te? Parole sono così, fammi capire Daniele, un attimo, sto a casa. Beviamo qualcosa. Ma dove? A casa mia? Cioè, dove? Non ho capito. Io ti porterò, io ti porterò. Dove mi porti? Ah, dove andiamo? Ci facciamo un aperitivo che so già le 6. Che vuoi fare? Dove mi porti? Dove sorge il sole. Tu sei asciutto, scemo. E faccia a posto scemo. Tu che fai a posto scemo. Tengi i dubbi miei, Daniele. Tengi i miei dubbi, ma lasciamo sta. Tu sei scemo. Ma tu sei scemo, e mica io. Fino a prova contraria, Daniele, sei tu quello là che nei video cade inciampando nei rotoloni degli Scottex nei video nei supermercati. Oppure che vai a lanciare la nocciolina in mezzo. Sei tu scemo, cano, io, fidati. Chi ormai fa parte del passato. Passato. Con il passato non ci facciamo un sugo, Daniele. Lascia stare. Sì, tieni ragione, già smette queste battute. Comunque, sto video insieme quando lo dobbiamo fare, Daniele? Ma tu lo capisci? Che ti amo tanto tanto. Daniele, che stai dicendo? Oh, io voglio fare un video per YouTube, non per YouPorn. Chiariamo, che intenzione tieni? In un secondo il cuore si può innamorare. Sì, ma in un secondo il cuore si può pure fermare. Fidati che a me si sta fermando roba sta cosa, Daniele. Prego chiamami. Daniele, stiamo già al telefono, già t'hai chiamato. Mamma, oh Gesù, chi si è uscito fuori il capo? Ci basta solo un biglietto e sto a te. No, guarda, se tieni intenzioni strane, stat là, non venì, non lo voglio fare più video. Se a du te a do, stat là, do stai, per favore. Non tengo proprio voglia fa niente. Assa fa Dio, quindi non mi devo preoccupare che se magari mi giro di spalle e te viene uno scatto. No, posso stare tranquillo. Resto a casa con papà. E quindi mo per fare il video devo venire io da te. Cioè, fammi capire. Vieni. Va bene, però dobbiamo aspettare perché devo andare prima a fare una cosa. Devo andare a fare un servizio, quindi devi aspettare e poi vengo. L'ho capito, si parla di donna. Sì, devo andare a fare prima una cosa con la mia ragazza. Sì, hai capito. Di già sto confrontando, ci incontrare. Daniele, ma chi ci azzecchi tu? Io non voglio fare una cosa a tre, non voglio te sfilate in annanza. State a casa. Forse stai esagerando. No, Daniele, ma qua esagerando? Ma tu veramente stai facendo? La tua ragazza fa amore con me. Daniele, che stai dicendo? Mo sei tu che stai esagerando. Daniele, mo sei tu che stai esagerando. Domandati bene il perché. Ma non c'è niente da domandarsi. Ma stai sparando solo stronzate. Ma che stai dicendo? È tutto logico perché ti faccio amore meglio. Tu fai amore? Sì? Vabbè. Mo risolviamo subito. Mo risolviamo tutto. State buono. Ciao. Mo risolviamo subito. Chiamiamo subito la guagliona mia e andiamo a vedere se sta storia è vera. Perché basta, cioè, non esiste proprio. Oi, che è sto fatto che tu ti chiama Daniele De Martino? Fammi capisci, ya.